Presidi silenziosi senza bandiere di partito con i politici ma anche con la gente comune, la Lega Nord va all'attacco sulla questione profughi e lo fa invitando i disoccupati a manifestare davanti alle cooperative e ai centri di accoglienza. L'obiettivo è quello di portare le istituzioni a convincersi che non è il caso di mandare altri immigrati in Veneto. La nuova strategia di lotta è stata presentata oggi dalla segreteria provinciale trevigiana della Lega Nord. A partecipare anche il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha sottolineato il fallimento dall'osservatorio del Carroccio di Triton e Mare Nostrum e dell'impossibilità di monitorare i flussi degli immigrati dopo la prima accoglienza. Il minimo, visto e considerato che il Veneto ha l'11% di popolazione immigrata, è la regione che ha ospitato più immigrati in tutti questi anni. E quindi dico, prima vadano dalle altre parti, dalle altre regioni che non sono toccate o poco toccate. Dall'altro è la verità che dobbiamo aiutarli a casa loro. Questa è la vera sfida, aiutarli a casa loro. Non è dunque escluso che la protesta nata a Treviso possa ben presto estendersi anche alle altre province venete. Zaia del resto ribadisce la posizione della regione sul tema. Io accordi non ne ho mai fatti, anzi posso dire che a verbale c'è il no del Veneto. Il Veneto a Roma ha detto no. Che poi le regioni abbiano detto di sì sono altre robe, ma il Veneto non faceva parte delle regioni che hanno detto di sì. L'obiettivo, dicono i leghisti, non è quello di arrivare ad una lotta tra poveri, ma di convincere chi ha in mano le scelte in materia di immigrazione che il Veneto non ha alcuna intenzione di accogliere altri immigrati. Vogliamo fare delle adunanze per sensibilizzare soprattutto le istituzioni e attirare l'attenzione di queste su quelli che sono i reali problemi dei cittadini, che sono la disoccupazione, il lavoro, i cassaintegrati e le reali fasce deboli della popolazione.